firma lo stato di emergenza a Portogruaro, il comune più colpito dal fortunale che abbatte a Fossalta anche la Quercia, monumento nazionale. Ancora sangue sulle nostre strade in mattinata lungo la A4, un'auto svizzera è finita sotto ad un tir, morto l'uomo alla guida, feriti 3 passeggeri, 2 ragazzi ed una ragazza. Strage di Santo Stefano di Cadore, alle 21:15 la fiaccolata in memoria delle 3 vittime. Domani mattina i funerali a Favaro Veneto, Antenna 3 li seguirà in diretta a partire dalle 10. Il veneziano Beppe Caccia, capomissione della nave Mare Ionio di Mediterranea, racconta di una nuova tragedia vissuta dai migranti. Attacca il governo, chiede l'intervento dell'Europa. Manifestazione stamane anche a Venezia degli esodati del superbonus per chiedere al governo la soluzione del blocco della cessione dei crediti. E Venezia è pronta a vivere una delle sue feste più attese, il Redentore domani sera all'apertura del Ponte Votivo domenica, la messa celebrata dal patriarca Moraglia in diretta su Antenna 3. Si intitola La calata dell'armata francese nello Stato Veneto, la conferenza dibattito organizzata da VenetiNet, un incontro per approfondire le conseguenze della conquista della Serenissima da parte di Napoleone. TG Venezia, buonasera, ben ritrovati. In apertura il maltempo, danni in tutto il Veneto, molti anche nel veneziano, seriamente colpita l'agricoltura a Fossalta e Portogruaro, i danni più ingenti. Il maltempo ha abbattuto una quercia secolare, simbolo del comune. Danni ingentissimi in fase di quantificazione per la tromba d'aria e nubifragio con forte grandine e un vento di una forza spaventosa superiore ai 120 km/h, quello abbattutisi nel Veneto la notte scorsa, interessando particolarmente le province di Venezia, Treviso e Vicenza. Oltre 350 le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco, di cui 150 nel solo veneziano. Fortunatamente nessun ferito, anche se il fortunale ha di Velpi abbattuto alberi, anche secolari, pali in cemento armato, piante e rami, capannoni e tetti di abitazioni. Gravi danni alle colture, specie vigneti e alle piantagioni di mais. È il Portogruarese la zona più fortemente colpita e danneggiata. Abbiamo molti vigneti e sono stati fortemente danneggiati e quello è un danno che si ripercuote anche negli anni a venire, perché quando c'è una grandinata sul mais sei fregato un anno, se c'è una grandinata sul vigneto sei fregato per 3 anni. La fotografia di quanto accaduto è rappresentata da questa desolante immagine, ovvero quel che resta della storica quercia di Villanova di Fossalta di Portogruaro, classificata con tanto di decreto anni 60 come monumento nazionale con i suoi 700 anni di vita. Un dispiacere enorme per tutta la comunità e non soltanto. Situazione critica a Gruaro, Concordia Sagittaria, None Veneto e Pramaggiore, dove la viabilità, specie lungo la Triestina, è stata modificata per liberare la strada dagli alberi divelti e caduti. Perché c'erano degli alberi che erano caduti su strade provinciali, anche sulla strada statale, di conseguenza alcune strade erano bloccate, e quindi è un lavoro che è impegnativo e quindi credo che sia opportuno non ostacolare l'opera di chi come i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile stanno lavorando molto bene in queste ore. Danni anche nella zona attorno allo stadio e nel piccolo borgo di Sant'Agnese, lungo l'asse stradale occluso da piante e alberi e specie ai giardini privati, come accaduto all'ex deputato e sottosegretario Paolo Scarpa, svegliato all'alba dalla sua cagnolina che gli ha fatto da sentinella. Era uno scenario agghiacciante da day after, dice oggi. Un danno certamente economico, ma direi che a questo punto è secondario. Il danno principale è il dolore infinito che procura a me e immagino a tutti gli altri come me vedere un giardino nel quale sei cresciuto, nel quale hai giocato da bambino, nel quale sei venuto neosposo tanti anni fa purtroppo, nel quale hai visto crescere le tue figlie, giocare i tuoi cani, vederlo distrutto. Ancora il maltempo a Portogruaro con le immagini aeree della ricognizione dell'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco. Ecco il sopralluogo aereo dell'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco nella zona del Portogruarese.
In mattinata l'elicottero ha effettuato una prima ricognizione per capire quali, quanti e dove i danni maggiori. Colpite moltissime abitazioni, tanti i tetti scoperchiati dal forte vento e così pure i capannoni della zona industriale. Dalle immagini è chiaro come la tromba d'aria abbia letteralmente fatto volare qualunque cosa si trovasse al suo passaggio. Sedie, panchine e pure il capannone della sagra, la cronaca registrata dai vigili del fuoco, il cui dispositivo di soccorso è stato integrato con l'invio di squadre dei comandi di Verona, Rovigo e Padova presso il comando di Venezia, dove nel porto gurarese, ripetiamo, è stata segnalata la maggiore criticità. Anche TVO ha subito dei danni a causa del fortunale di questa notte, in particolare al terminal dei bus di Viale Diaz. Nella fattispecie il forte vento ha fatto cadere l'antenna del ponte radio, cosa che ha causato l'interruzione dei servizi tecnologici, danni in fase di quantificazione anche alle attrezzature del lavaggio bus e alle sbarre di ingresso. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha firmato, anche alla luce di questi episodi, la dichiarazione di stato di emergenza regionale con la notte scorsa che ha colpito gran parte del territorio. Sono in contatto con le strutture della protezione civile, con i sindaci dei numerosi comuni veneti, ha detto Zaia. Le province di Venezia, Treviso e Vicenza sono quelle maggiormente colpite, quindi anche in base al censimento dei danni in corso vedremo come procedere. Allo stato attuale abbiamo cognizione dei danni da vento che sembrano interessare prevalentemente le alberature, ma in considerazione della grandine di grosse dimensioni temo ci siano danni a macchine, tetti, oltre che all'agricoltura. Voglio ringraziare, concluso Zaia, per gli interventi tempestivi tutti i soccorritori intervenuti. Lasciamo da parte il maltempo, ancora sangue sulle strade del nostro territorio, un incidente mortale questa mattina. Siamo in A4, è morto l'automobilista, con lui in macchina c'erano 3 ragazzi, vediamo. Era da poco passato mezzogiorno, un probabile colpo di sonno, poi lo schianto contro un tir fermo in un'area di sosta ad Arino di Dolo, sotto cui la Porsche con targa svizzera è rimasta incastrata. Morto sul colpo in un groviglio di lamiere il conducente. 3 ragazzi a bordo con lui sono stati trasportati d'urgenza nell'ospedale di Padova. Secondo le prime informazioni, il più piccolo di 13 anni, ricoverato nel reparto di pediatria, non sarebbe in pericolo di vita, così come gli altri 2, un ragazzo e una ragazza di 14 e 16 anni. Sul posto è giunta la Polizia Stradale di Venezia e i Vigili del Fuoco da Mira e Mestre con l'autogru che hanno liberato i ragazzi dalle lamiere, il SUEM di Dolo e l'elicottero del soccorso sanitario. Inevitabili le code che hanno superato i 10 km in direzione Milano e hanno interessato anche il passante di Mestre fino all'entrata di Spinea e la A57 tangenziale fino allo svincolo Milano-Dolo. Code anche in direzione opposta, Trieste, a causa del traffico temporaneamente fermato per permettere l'atterraggio in sicurezza dell'elisoccorso. Poco prima delle 14 la carreggiata in direzione Milano è stata parzialmente riaperta su 2 corsie di marcia. Siamo alla strage di Santo Stefano di Cadore. Domani mattina a partire dalle 10 i funerali delle 3 vittime, funerali che Antena 3 seguirà in diretta. Questa sera invece è prevista una fiaccolata a Favaro, Veneto. Per noi c'è la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, buonasera. Buonasera Anna, buonasera ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui all'ingresso della chiesa di Favaro Veneto in via Altinia, da cui partirà questa sera alle 21:30 la fiaccolata. Il ritrovo sarà alle 21:15 e poi dopo un quarto d'ora partirà in direzione Dese per terminare davanti alla chiesa di Dese. A Dese infatti vivevano Marco Antoniello, il piccolo Mattia e la compagna Elena e mamma di Mattia. Saranno molti i cittadini che vi prenderanno parte, dovrebbe esserci anche Elena, il fratello e altri familiari, oltre ai rappresentanti delle istituzioni e appunto molti cittadini che hanno detto di voler prendere parte per dimostrare la loro vicinanza alla famiglia. Tra l'altro qualche giorno fa l'appello proprio dall'assessore Boraso, che risiede a Favaro Veneto, di stare tutti accanto ad Elena, di creare proprio un cordone di solidarietà per non lasciarla sola, non solo in queste giornate ma anche dopo, visto il lutto che si è trovata ad affrontare, e così poi anche i genitori di Marco e il papà stesso di Elena, che ha perso a sua volta la moglie, il nipote.
e il genero. Domani mattina alle 10:30 ci saranno i funerali proprio qui nella chiesa di Favaro, partiremo con una diretta alle ore 10, sarà un lutto cittadino in 3 comuni, quello di Venezia, quello di Santo Stefano di Cadore, ma anche quello di Marconna, voluto appunto dall'amministrazione proprio perché Marco Antoniello anni fa aveva risieduto e lavorato per alcuni mesi a Marcone. Dunque anche il comune di Marconna ha voluto proclamare il lutto cittadino e ha deciso di rappresentare il comune qui al funerale domani. Qui da Favaro Veneto è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori sul posto con Francesca Pezzo per la collaborazione tecnica. Noi torniamo a Santo Stefano di Cadore dove oggi sono tornate le forze dell'ordine. Vediamo. Strage di Santo Stefano di Cadore. Oggi i carabinieri sono tornati sul luogo dell'incidente per effettuare dei rilievi dalla rimessa da cui la vettura guidata da Angelica Utter è stata filmata da una telecamera di sorveglianza. Accertamenti necessari per stabilire con certezza la velocità a cui procedeva l'Audi A3 di proprietà del padre. Utter, le cui condizioni non migliorano, è ancora chiusa nel suo silenzio e, come aveva detto anche il procuratore capo del Tribunale di Belluno Paolo Luca, il suo quadro psichico richiede attente valutazioni. La direzione medica della casa circondariale dove era detenuta a Venezia ha ritenuto che le sue condizioni fossero suscettibili di essere approfondite da una struttura psichiatrica che è stata portata all'ospedale di Venezia. Questo non significa che ci sia una premessa che apre le porte alla incapacità di intendere e di volere. È una situazione temporanea che potrebbe anche dipendere da shock post-traumatico e quindi non essere legata a situazioni pregresse di disagio di questa persona. Ancora non c'è una diagnosi e la donna, per scongiurare possibili gesti inconsulti, continua ad essere sorvegliata a vista. La difesa d'ufficio, affidata all'avvocato bellunese Giuseppe Triolo, smentisce l'arrivo in Italia di un congiunto della Utter ed è ragionevole pensare possa essere richiesta una perizia psichiatrica per la 32enne indagata per omicidio stradale plurimo. Un primo passo in ambito sanitario potrebbe essere cercare di poter consultare eventuali cartelle cliniche o ricoveri avvenuti in Germania, dove risiede. Germania, cui potrebbe anche rivolgersi direttamente la Procura di Belluno per il prosieguo delle indagini. Noi cercheremo di capire per il futuro, questo sarà uno dei filoni dell'indagine, qual è stato il vissuto di questa ragazza fino al momento in cui è stata coinvolta nel fatto. E questo ovviamente richiede la collaborazione delle autorità tedesche alle quali per il momento i carabinieri direttamente si sono rivolti. Poi vedremo se ci sarà spazio e tempo per chiedere un ordine europeo di indagine, che è una forma di collaborazione che è prevista, giudiziaria, che è prevista fra i paesi dell'Unione Europea. Ancora una tragedia sui nostri mari che vede protagoniste persone che cercano di scappare, cercare fortuna nel nostro territorio. Parla il veneziano Beppe Caccia, lo ascoltiamo. Ci sono almeno 5 persone disperse, 14 sono state salvate dalla nave Dattilo della Guardia Costiera italiana, ma a bordo della nave Dattilo c'è anche il corpo di un bambino di soli 4 anni che non ce l'ha fatta. È l'ultimo dei naufragi che colpiscono migliaia di persone che in questi ultimi mesi stanno fuggendo dalla Tunisia, stanno fuggendo dalle campagne razziste. Il veneziano Beppe Caccia, capomissione della nave Mare Ionio dell'organizzazione non governativa Mediterranea Serviunas, torna a rompere il silenzio sull'ennesima tragedia di queste ore verso le coste di Lampedusa e chiama in causa anche il governo italiano. Regime autoritario del presidente Sayed, quello stesso presidente Sayed con cui il nostro governo e le istituzioni europee vorrebbero collaborare per fermare, intercettare, catturare le persone. Quello stesso regime di Sayed che proprio la settimana scorsa ha deportato
centinaia e centinaia di persone verso la terra di nessuno. Ecco invece, secondo Caccia, quello che si dovrebbe fare. Sarebbe necessario, come ha chiesto questa mattina con un pronunciamento a larghissima maggioranza anche il Parlamento europeo, è il ritorno in mare di una grande missione istituzionale delle marine e delle guardie costiere di tutta Europa. Una missione fondata sul principio di solidarietà, una missione di ricerca e soccorso, a cui dovrebbe aggiungersi l'apertura di canali sicuri e legali per poter entrare nelle frontiere d'Europa. A Venezia ora con una manifestazione degli esodati del superbonus per chiedere la soluzione del blocco della cessione dei crediti. Li ascoltiamo. È da mesi che chiediamo questa cosa al governo, la situazione è diventata assolutamente insostenibile. Ci sono migliaia di famiglie che sono fuori casa, stanno pagando il mutuo, hanno un affitto da pagare, non hanno monetizzato nulla di quello che era stato promesso, fidandosi di una legge scritta dallo Stato. Da una decina di giorni gli esodati del superbonus presidiano la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze per chiedere al governo la soluzione del blocco della cessione dei crediti. Attivisti provenienti da tutta Italia si danno il cambio quotidianamente e anche questa mattina a Venezia hanno fatto sentire la loro voce di fronte alla Regione. Lo Stato ci aveva promesso ad aprile che avrebbe sbloccato questi crediti tagliati e non l'ha fatto. Siamo di fronte a un silenzio assordante che merita una risposta immediata, perché le scadenze si avvicinano. Case inagibili, cantieri fermi, affitti, mutui da pagare. Questo è ciò che da mesi vivono gli esodati e mentre il tempo passa, chi ha effettuato le spese nel 2022 vede sempre più concreto il rischio di perdere i crediti maturati senza aver potuto presentare la richiesta di cessione agli istituti di credito che a dispetto di quanto annunciato dal governo si sono guardati bene dal riaprire il mercato. Perciò solamente chi ha un'adeguata capienza fiscale potrà portare in detrazione quei crediti. Nonostante i giorni di presidio sotto il sole, a oggi non ci sono ancora risposte, ma gli esodati non si fermano. Andiamo in pubblicità, linea alla regia. TG Venezia appena ritrovati si intitola La calata dell'armata francese nello Stato Veneto, la conferenza dibattito organizzata da Venetinet domani alle 18 nella sala dell'ex polveriera di Rivoli Veronese, un incontro per approfondire le conseguenze immediate a lungo termine della conquista della Serenissima da parte di Napoleone. Il carico fiscale subì vertiginosi aumenti. Secondo i calcoli di Giuseppe Gullino, fino al 780% in più rispetto ai tempi della Serenissima. Gli abitanti calarono dai 160.000, compresi circa 20.000 forestieri più o meno stabili, del 1797 ai circa 106.000 del 1810. Nelle cifre elencate dallo storico Giovanni Scarabello, lette da Renzo Fogliata di Venetinet, la desolante situazione in cui versava Venezia sotto Napoleone. La calata dell'armata francese nello Stato Veneto è il titolo della conferenza dibattito organizzata da Venetinet alla sala ex polveriera di Rivoli Veronese alle 18 di venerdì 14, un tema ampio con risvolti che portano fino ad oggi. I disastri dei nazionalismi fondati proprio dall'epopea rivoluzionaria francese e poi da quella napoleonica, che ha irradiato il senso della nazione nel peggior significato possibile, ha diramato e fatto esplodere i propri effetti fino alla Seconda Guerra Mondiale. E non è finita, perché ancora oggi ciò che vediamo attorno a noi, che è guerra e violenza, fa riferimento a quel tipo di presunti valori che non sono tali, di carattere nazionalistico. L'11 maggio 1796 un reggimento di 2000 soldati francesi si lanciò all'inseguimento delle truppe austriache sconfitte il giorno prima a Lodi, valicando il territorio neutrale della Repubblica di Venezia. È l'inizio di un processo che si concluderà un anno e un giorno dopo, il 12 maggio 1797, con la caduta della Serenissima. Napoleone decretò la fine dopo 1100 anni della Repubblica più longeva della storia e di una delle maggiori potenze commerciali e navali europee. Qualcuno dirà, ma ha portato civiltà, principi, libertà, eguaglianza, certo. Se il 4 febbraio 1794 la Convenzione nazionale aveva sancito l'abolizione della schiavitù in tutti i territori della Repubblica francese, ecco che Napoleone, primo console,
aveva ripristinato il 20 maggio 1802 la tratta e reintegrato la schiavitù nelle colonie. Se il 5 aprile 1778 la monarchia francese aveva vietato a tutti i bianchi di entrambi i sessi di contrarre matrimonio in Francia con i neri, i mulatti e le persone di colore, pena la deportazione nelle colonie, ecco che Napoleone l'8 gennaio 1803 aveva proibito i matrimoni interrazziali non solo in Francia, ma in tutti i territori sottoposti al dominio francese. E di questo gli attuali cittadini francesi d'oltremare se ne sono ricordati anche nell'occasione dell'ultimo 5 maggio. Da domani a domenica una delle feste più attese per Venezia, ovviamente il Redentore. Con l'inaugurazione del ponte votivo domani sera, che collegherà fino a domenica l'affondamento delle zattere alla Basilica del Santissimo Redentore, alla Giudecca, Venezia entra ufficialmente nella festa dei Redentori, in attesa dello spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio e della notte famosissima. Saranno domani il sindaco Luigi Brugnaro e il patriarca Monsignor Francesco Moraglia a inaugurare il ponte votivo verso le ore 20. Vera, società del comune, ha curato tutti gli aspetti organizzativi della festa. Per 2 giorni, fino a domenica notte, si potrà attraversare il ponte tranne durante i fuochi. Domani sera verrà inaugurato con la presenza del patriarca Francesco Moraglia, del sindaco Brugnaro. Così Venezia onorerà il voto del 1500 per la fine dell'epidemia di pestilenza che aveva colpito la città. Ci sono ancora porti liberi, tutti gratuiti, per le barche che vorranno assistere dal bacino sabato allo spettacolo dei fuochi. Domenica il solenne pontificale del patriarca Francesco, che presiederà alle ore 19 la Santa Messa, che Antenna 3 trasmetterà in diretta. Alle ore 23:30 sono previsti i fuochi d'artificio nel bacino di San Marco con 5 pontoni e altri 25 punti di sparo, ma la festa inizierà prima con le tavolate nella Giudecca e con l'accesso delle persone che avranno prenotato i loro posti lungo le rive contingentate delle zattere della Giudecca e del bacino di San Marco. Qui sono previste circa 45.000 persone, a cui si aggiungeranno circa 3.600 barche suddivise per zone. Questo è il sistema di prenotazione ancora aperto. Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di TG Venezia. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Diamo insieme uno sguardo al meteo. Arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo. Dopo una breve e temporanea pausa, l'anticiclone torna a dominare il nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 14 luglio. Sul Veneto, atmosfera più stabile, bel tempo asciutto e soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature stazionarie, minime tra 17 e 25 gradi, massime sui 29-33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso poche novità, cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti, specie di pomeriggio, ma senza conseguenze. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, massime sui 31-32 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove la grafica ci mostra che sarà molto soleggiato, solo con qualche innocua velatura. Vediamo infine anche le temperature, le minime saranno intorno ai 19 gradi, massime sui 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.